Buonasera a tutti dall'ippodromo del Savio di Cesena. Si inizia la serata del Riccardo Grassi con una prova per i puledri. 2 anni in pista, sono in 6 dietro le ali dell'Autostart. Un favorito nel numero 4 di Efesto GPD. Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata in salchi per il training di Tiberio Ceceri, i colori della scuderia Indal. Siamo in partenza con il numero 1 Escudo, Marco Stefani, 2 Einstein Grad, Roberto Vecchione, 3 Entomo Jet, Dario Battistini, 4 Efesto GPD, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 5 Excelsior, Lorenzo Baldi, 6 Emily SSG, Andrea Vitagliano. Autostart che entra in retta, parte con cautela dal 6 Emily SSG, piano anche Einstein Grad e la macchina li lascia con lotta tra Entomo Jet ed Escudo per prendere la testa, con allievo di Dario Battistini che scende allo steccato. A largo subito Efesto GPD che si va a presentare e ottiene il via libera. Dopo 150 metri Efesto GPD è in vantaggio nei confronti di Entomo Jet, poi Escudo, quindi Emily SSG che però sbaglia. Ancora Excelsior alla retroguardia Einstein Grad, c'è stato 15-2 per il lancio. Numero 6, e ora il Emily battistrada SSG, si distende in avanti con un primo quarto in 38. Efesto in evidenza nella sua scia Entomo Jet, poi sempre Escudo avanti ad Excelsior e quindi Einstein Grad, finita tra gli strali della giuria Emily SSG. 47-3 per i primi 600 metri di corsa davanti alle tribune. Efesto in vantaggio, Entomo di rincalzo, poi Escudo che muove all'esterno dopo 800 metri in 1-3-2, 32-4 questi 400 metri di corsa. Ovviamente VP, non avendo nessuno nei pressi, continua ad andare tranquillo. Siamo al chilometro che il leader passa in 1.19.1 con una frazione in 15.9. Escudo prova ora con maggior decisione ad andare all'attacco di Entomo Jet e di portarsi su Efesto GPD, che deve riallungare perché Escudo arriva con buona lena a 400 metri dalla conclusione, 15 di là, 1.34, 1,75 di miglio. Efesto che riallunga da Escudo, che ora si deve adeguare perché la curva è un po' un problema. Entomo Jet in terza posizione, gli altri che sbagliano. La retta d'arrivo per Efesto GPD che è in vantaggio. Escudo si ripropone con decisione all'interno, poi Entomo Jet al terzo. Efesto che ancora una di margine, deve però stringere i denti perché Escudo sta recuperando palmo al palmo l'avversario sul palo. Efesto GPD si salva da un ottimo Escudo, al terzo posto Entomo Jet. 2-4, 1-17-2 il ragguaglio cronometrico per la vittoria di Efesto GPD. Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, Tiberio Cecere la scuderia Indal. Il grigio da Oro Puro Bar vince ovviamente al debutto. Lo riapprezziamo nelle immagini, tiene una mezza lunghezza nei confronti di Escudo che ha dato un bel parziale di là, poi si è dovuto adeguare per la meccanica sulla curva, è ritornato bene in arrivo. Ottima la prova anche del Rotary OK di Mauro Baroncini e Marco Stefani, finisce al secondo. Terzo posto Entomo Jet con Dario Battistini.